Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Alla faccia di chi mi diceva: ma perché dici che polistrumentista, compositore? Lo dico perché molti non lo sanno e mi va di dirlo. Allora, poi volevo dire una cosa, Vladimir, lo salutiamo Vladimir Chemierovski, che mi ha scritto una cosa in russo, ma tanto lui capisce anche quello che sto dicendo adesso in italiano perché ha il traduttore. Allora, mettiamo in chiaro bene le cose. Da noi in Italia, e sto parlando con te Vladimir, da noi in Italia ci sono dei video su YouTube dove appunto si parla di psicologia, di rapporti amorosi che magari sono andati pure male e l'uno ha ucciso l'altro, oppure rapporti di violenza, ci sono anche quelli. Ecco, lui che picchia lei, oppure lei che uccide lui. Quindi questo non è amore, è ovvio, no? E tutto parte dalla gelosia alla fine. Quando uccidono di solito dicono sarai per sempre mio, sarai per sempre mia, quindi è per un fatto di possessività alla fine, non di amore, non è amore. E quindi noi in Italia lo chiamiamo rapporto tossico. Ecco, volevo chiarire questo con Vladimir che ha detto l'amore, due fidanzati non possono avere un rapporto tossico perché l'amore non è tossico. L'amore può essere anche tossico, purtroppo, questo in questo senso lo dicevo. Ovviamente se due si amano e hanno un bellissimo rapporto, non è un rapporto tossico, è un bel rapporto, è un rapporto d'amore. Però alcune coppie hanno rapporti tossici e non riescono neanche ad interagire con altre persone perché si tendono ad isolarsi. Parlo un po' così, il traduttore traduce meglio, lo sto dicendo prevalentemente per Vladimir. E quindi queste coppie tendono ad isolarsi perché lui è geloso di lei è gelosa di lui e quindi non escono quasi di casa. No, ma ne ho visto veramente tante di coppie così. Poi seguo spesso dei true crime che parlano appunto di questi di omicidi, queste cose qua. E sicuramente gli omicidi non vengono da rapporti sani, amorosi, vengono da rapporti tossici. Ecco, di quello stavo parlando la scorsa volta, non di coppie sane che vivono un rapporto pulito. Ecco, spero che il traduttore adesso abbia tradotto bene e che Vladimir abbia capito. Bene, bene, continuiamo. Anzi, iniziamo questa live. Facciamo solo un brano perché poi dobbiamo lavorare io e Maurizio, dobbiamo provare una canzone nuova, insomma. Sa disisperada di Maria, la versione, perché questa è una tradizionale sarda, non era di Maria Carta, la versione di Maria Carta. Tasto al 5.
bisogno di bere un sorso d'acqua. Scusa, continua a suonare. Mi è andata la saliva di traverso perché avevo la caramella. Partidos prosuerare Anzena, ma esos cánticos vão morder sem pena e petti desogno no consolo pesante poche rondine simbolo torra de Deo ai so in pena torra de Deo ai so in pena ai castore bello e limpidas aeras mas se desbolsas ainda serás mas se desbolsar invitarvi ad iscrivervi ad un canale di un amico. Ecco, mi sono iscritta anch'io e attivo tutte le notifiche. Guardate, iscrivetevi al canale YouTube di Luigi Virdis, in arte Lui si chiama, è un bravissimo artista, questo è il suo canale. Iscrivetevi al suo canale, ha soltanto 68 iscritti, quindi iscrivetevi, è molto molto bravo, facciamolo crescere. Io mi sono già iscritta, come vedete, lo intervisterò presto, forse domani, vediamo. Ha dei bellissimi video, seguite lui, bene. E poi seguite l'intervista che gli farò, insomma.
Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!